Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Dedichiamo quest'oggi il nostro spazio con degli illustri ospiti molto preparati che ci aiuteranno a farci comprendere meglio le dinamiche del settore immobiliare, un mercato che tutto sommato dà anche la misura di come sta andando la nostra economia interna. Ci sono segnali molto positivi per quel che riguarda l'export, ma il mercato immobiliare riguarda il nostro territorio, non è neanche il turismo, non è neanche il commercio, non sono i servizi, è un settore specifico. Però è un ago importante della bilancia. Quando questo mercato, e se si è ripreso, lo vedremo meglio insieme, potremo tirare forse un respiro di sollievo. Finché così non è, e non sembra che sia per il momento, purtroppo le cose non vanno tanto bene. Per parlare di questo, per capire l'andamento, per vedere anche le proiezioni future, perché poi anche voi più volte ci avete anche chiesto, ma interpellate qualcuno per sapere se è il momento di acquistare, di investire, di vendere, le tempistiche, è un investimento sicuro? Abbiamo anche gli esperti del settore della finanza e dell'economia. Tengo questo gruzzoletto fermo, investito in qualche cosa, oppure mi butto a... Adesso lo vediamo insieme. Allora, Stefano Zara, esperto economista di finanza, grazie di essere qui con noi, ci supporterà con le valutazioni un po' di carattere economico, finanziario. Ben arrivato Enrico Ramazzina, direttore di ANCE Veneto, grazie di essere qui con noi. Gianni Bacco, imprenditore, grazie anche a lei, come esperto nel settore immobiliare, comunque sempre con una competenza acquisita tanti anni anche in ambito nazionale dell'associazione costruttori in generale. Allora, io partirei un po' dall'articolo, così dopo ci allacciamo anche con le valutazioni economiche di Stefano Zara. Stiamo aspettando anche un quarto ospite, sempre per il settore immobiliare, di una nota società del settore immobiliare appunto a livello internazionale. E quindi chiedo a lei, direttore, avete fatto un'analisi recentissima che è stata pubblicata a livello nazionale su un po' su tutti i giornali e ha portato poi il dibattito a concentrarsi nuovamente su questo aspetto, perché se non siete voi a muovere le acque di case si cerca di parlare il meno possibile, perché fanno rizzare i capelli a tutti, ai proprietari, agli investitori eccetera, perché come sta andando? Quindi adesso si possono fare prime considerazioni di tutto il 2014 e il primo trimestre del 2015. Allora, come va? Noi abbiamo presentato il rapporto congiunturale Veneto giovedì scorso, era appunto su tutti i giornali. I dati sono leggermente migliorati in senso positivo, per cui c'è una minore negatività rispetto al 2013. Teniamo conto che sì, non stiamo parlando di un biennio, stiamo parlando di quasi 9 anni di crisi. E il Veneto era a un livello molto alto in termini di PIL per quanto riguarda l'economia del settore immobiliare, del settore edilizio in generale, perché chiaramente noi ci occupiamo in generale di lavori pubblici, lavori privati, residenziale, manutenzioni e quant'altro. Per cui stiamo registrando un regredire della gravità della crisi. Come si manifesta nel Veneto? Nel Veneto si manifesta un po' a macchia di leopardo, ci sono delle situazioni più favorevoli nel settore edilizio residenziale per esempio, e dall'altra parte nell'ambito dei lavori pubblici, tanto per toccare un po' tutti e due i punti, ci sono dei lavori che sono usciti, cioè delle opere che sono state richieste più fortemente rispetto ad altre. Mi riferisco in particolare alla sicurezza idraulica e geologica del Veneto, che come voi sapete dal 2010 è stata messa in discussione, no, dagli eventi. Ecco, per cui questi sono i due punti di riferimento attualmente. C'è stato un segnale positivo, una valutazione positiva all'inizio del 2014, no? Quindi c'è un andamento, una flessione, è anche un segnale positivo per l'erogazione dei mutui, più 11%. Vi risulta, ma sono finanziamenti dati per l'usato sostanzialmente, cioè già il costruito, oppure vanno a toccare in considerazione quello di cui vi occupate voi, ovvero nuove costruzioni? Allora, in genere il costruttore professionista si occupa di tutti e due i settori, perché ovviamente quando ha anche dell'usato rientrato, per cui è chiaro che la situazione è abbastanza aperta.
In linea di massima i mutui si sono leggermente spostati in positivo rispetto alle famiglie, per cui questi che abbiamo riportato sono dati Istat, quindi in generale si parla di... dati Istat, sono dati Istat, perfetto. Per cui sono molto credibili. Però pur sempre un po', diciamo che sono medie, sì, statistiche, quindi non sono indagini fatte da società che magari vagliano territorio per territorio. Quindi... ecco, però c'è l'ufficialità. La stessa cosa è nel Veneto, per cui c'è un parametro assolutamente similare. Nel Veneto è chiaro che vuol dire che c'è stata una maggiore apertura rispetto all'anno precedente o agli anni precedenti da parte delle banche nei confronti degli investitori in termini di case, famiglie. Investitori, bravo, famiglie. Famiglie, perché l'imprenditore a noi risulta che ancora ha delle difficoltà. Assolutamente sì, ci sono ancora delle difficoltà. C'è sfiducia quindi da parte degli istituti di credito? C'è molta prudenza nonostante l'iniezione robusta che c'è stata negli ultimi 6-8 mesi da parte della UE. Però è chiaro che rispetto al rientro del programma proposto dall'imprenditore c'è ancora molta diffidenza. Questo sicuramente sì. E poi si parlava di recupero edilizio, l'ultimo aspetto, avete parlato fondi europei, una cosa può essere una valutazione interessante, e anche il recupero edilizio, e lì c'è una situazione un po' precaria. Sì, diciamo che abbiamo un livello nazionale dove ci sono degli incentivi, voi sapete ci sono un 65%, che godono purtroppo di incertezza quasi semestrale, no? Perché il prossimo anno non ci sarà più e quant'altro, per cui da una parte abbiamo l'imprenditore che costruisce però su chiamata del privato, il quale deve avere una stabilità di panorama per riuscire a investire, che sia piano casa, che sia ristrutturazione di diversa natura, però è chiaro che ha bisogno di un percorso che sia sufficientemente sereno e tranquillo. Dall'altra parte ci sono le banche, e per i motivi che abbiamo detto c'è ristrettezza, e poi c'è una prospettiva legata ai fondi europei, quindi parliamo in questo caso del 2014-2020, dove in Veneto c'è una sensibile percentuale, perché siamo tra il 12 e il 15%, dedicata, di fondi dedicate proprio per la cosiddetta rigenerazione urbana. Cos'è la rigenerazione urbana? È l'intervento fatto nel quartiere, nei quartieri, nella città, per rigenerare complessivamente, sia dal punto di vista immobiliare, ma ambientale complessivo, per cui l'uomo al centro diciamo della città, e quindi il recupero che serve all'uomo per vivere, uomo, famiglie ovviamente. Questa è una bella cosa, anche interessante. Allora, ci ha raggiunto Angelo Cinelli, ben arrivato qui con noi, che è presidente di Wire Consulting, nell'ambito sempre immobiliare, come avevo presentato. Dopo passo anche a lei, però intanto, alla luce di quanto abbiamo analizzato con il direttore dell'ANCE, chiedo a lei, dopo anche Zara che dovrà fare delle nostre considerazioni di economia che richiedono un po' di attenzione particolare, anche voi avete fatto un focus un po' in generale del mercato immobiliare. Quanto concorda, quanto esprime, ha analizzato l'ANCE nella propria indagine periodica, e cosa emerge a voi in generale, che vi occupate anche peraltro di locazioni, se non erro? Allora, Wire Consulting è una società che si occupa prettamente di consulenza immobiliare internazionale, quindi diciamo che il nostro modo di vedere quello che succede nel mercato immobiliare italiano è contestualizzato a uno scenario molto globale, no? Ovviamente non perdiamo d'occhio un'analisi più ristretta nel nostro mercato, che è il mercato nostro di provenienza, quindi mantiene un'importanza senza dubbio fondamentale, ma cerchiamo di contestualizzarlo in quelle che sono dinamiche, diciamo, un pochino più globali. Sicuramente i segni positivi ci sono, questo è innegabile, e crea anche delle giuste speranze dopo 7 anni veramente difficili per il nostro mercato, forse qualcuno in più. Credo che l'ottimismo che viene spesso trasmesso dai media possa essere un pochino, non voglio dire fuorviante, ma forse un pochino eccessivo.
Forse se ne sono accorti tutti che c'è qualche notizia che vabbè. Questo perché se da un lato è vero che vediamo un mercato immobiliare italiano che nell'ultimo anno ha registrato più o meno un 3,7% di incremento nel numero delle transazioni, dobbiamo sempre ricordarci che rispetto a un 2005 siamo a meno della metà di quelle che erano le transazioni allora. Quindi siamo ancora in una situazione di grande incertezza. Io non credo che da oggi in poi ci sia un cammino certo dal punto di vista immobiliare di ricrescita, credo che ci siano ancora una serie di problematiche. Prima tra tutte sicuramente un aspetto, e qui forse l'aspetto economico poi andrà a puntualizzare meglio, sì. Ancora un divario un pochino troppo evidente tra quello che è il potere d'acquisto medio della famiglia italiana e quello che sono ancora i prezzi. Andiamo a imparare. Spieghiamolo bene ai nostri telespettatori cosa vuol dire questo, anche se abbiamo sostanzialmente Andiamo a vedere quello che è successo nei mercati immobiliari che hanno mostrato maggiori situazioni di crisi negli ultimi anni. Possiamo parlare per primo di quello americano, da cui si dice che deriva tutta la crisi. Forse dal punto di vista finanziario, non solo, diciamo che ci sono state una serie di situazioni che hanno portato poi i mercati immobiliari a livello globale ad avere delle difficoltà, però diciamo che negli Stati Uniti la ripresa immobiliare è derivata principalmente, e oggi ricordiamoci che tra 21 località al mondo che hanno un segno più, 7 sono negli Stati Uniti, quindi in assoluto è il mercato che sta dando più risposta a quelle che sono state delle reazioni, no? Reazioni perché? Perché da un lato abbiamo avuto un grande decremento dei valori, dei prezzi, cosa che in Italia è vero che è avvenuta, ma per logiche intrinseche al nostro mercato non ha potuto arrivare a quei tipi di livello, e questo crea una situazione un po' stagnante in questo divario. Da un lato quello che la famiglia media può permettersi e dall'altro lato quelli che sono dei valori che difficilmente si riescono ad abbattere ulteriormente, no? Anche per le logiche proprio di quella che è la struttura di costruzione e tutte le logiche. E per la tassazione esistente. La tassazione e tutte le logiche. C'è un tema di tassazione importante, c'è un tema di costo di costruzione, quindi costo che comprende anche il costo del lavoro. Ecco, questo è fondamentale da tenere conto, era giusto l'osservazione del collega, per cui ci sono siamo sperequati rispetto ad altre realtà. Assolutamente siamo sperequati. C'è poco da fare, quindi. Le manovre di immissione da parte europea, purtroppo, anche lì possiamo imparare da quello che è successo all'estero, creano delle speranze che mediamente non vengono attese, nel senso che possono dare un piccolo sprint iniziale, ma sono state fatte 4 di queste manovre negli Stati Uniti, e se andiamo a vedere i risultati finali dal punto di vista percentuale della ripresa del mercato, veramente poca roba. Stessa cosa, cioè quelle adottate da noi non risultano Non credo sinceramente, ma il mio credere in questo parte da esperienze in altre nazioni, che queste siano le manovre che possono risolvere davvero delle problematiche alla fonte dal punto di vista proprio della vivacità del mercato. Stessa cosa in Inghilterra, Help to Buy, una sorta di iniezione simile da parte del governo inglese, aiutiamo, sul mercato segni più pochissimi. Sicuramente un aiuto importante invece può venire dalle banche. Se le banche iniziano a ricredere nella famiglia, prima che nell'investitore, il fatto che l'investitore non investa in questo momento in maniera importante in Italia dal punto di vista immobiliare, ahimè, dico ahimè chiaramente per la categoria che viene presentata qui, da un lato deriva sicuramente da un po' ancora di sfiducia o forse di paura, insomma si sta un po' a guardare quello che sta succedendo, no? Dall'altro lato è che ormai si è innescato un meccanismo nella logica della diversificazione in ambito territoriale dell'investitore che ha portato nel 2014 47.000 italiani a investire in un immobile fuori dall'Italia. 47.000? Un acquirente italiano fuori dall'Italia ogni 10 acquisti in Italia. Se facciamo una statistica più o meno questi sono i numeri. Quindi, da un lato, disastro praticamente. Ma non è un disastro, perché in realtà c'è un altro mercato, e questa sarebbe secondo me, quindi parlo un po' di quelle che noi paventiamo come le soluzioni che impariamo dall'estero e potrebbero essere portate in Italia. Prima soluzione sicuramente le banche, quindi una maggior fiducia da parte delle banche che è iniziata e dove si vedono già dei risultati secondo me notevoli. L'altra caratteristica del nostro mercato che andrebbe osservata e in qualche maniera migliorata da chi ne ha il potere, ovvero dalle autorità competenti, quindi dal nostro governo, sono sicuramente l'attenzione verso lo straniero che compra in Italia. L'unico mercato
che ha dato un segno positivo sostanziale nella compravendita in Italia anche nel 2014, così come nel 2013, è quello dello straniero. Più 7,4% gli stranieri che hanno comprato una seconda casa in Italia. Quello per noi, siccome l'Italia nel mondo piace parecchio e avere un oggetto in Italia piace parecchio, quello è un mercato che andrebbe assolutamente aiutato. Come? Burocrazia, sistema, accesso al credito per gli stranieri. Questo è un grossissimo problema. Noi non ci rendiamo conto, ma che uno straniero in Italia con chiamiamolo soggetto AAA, ok? In Italia è difficilmente finanziabile. Un italiano negli Stati Uniti, chiamiamolo soggetto AA, quindi non AAA, qualcosina in meno, è facilmente finanziabile negli Stati Uniti, con unica garanzia reale, il cespite. Questa categoria, diciamo, degli stranieri che acquistano e che hanno voglia di acquistare in Italia potrebbe rappresentare veramente una chiave di volta. A mio avviso superiore rispetto ad altre manovre che sicuramente possono aiutare, sicuramente possono dare un booster, ma che se andremo a vedere cosa succederà tra 12-24 mesi forse non sarà quell'aiuto che magari speriamo. E allora invece che giocare nel mercato interno, un po' come quello che avviene con le altre aziende, anche qui dare un occhio all'estero che potrebbe darci una mano, in un modo o nell'altro, anche un mercato che è immobilizzato. Qui si prega? La condizione è però aprire il mercato italiano in questo caso e veneto in particolare, perché che cosa significa? Che l'investitore estero può guardare sicuramente il nuovo, ma in realtà guarda le città oggi esistenti, che sono città che sono molto diffuse in termini, diciamo, di collegamento e dall'altra parte interessanti dal punto di vista turistico. Allora, se noi riusciamo ad aprire quello che dicevo prima, alla rigenerazione urbana, io credo che lì sono perfettamente d'accordo su quelle osservazioni, c'è un mercato che diventa molto attrattivo, però dobbiamo renderlo attrattivo. Assolutamente sì, anche perché poi adesso non so se è vero, ma io vedo anche in altre parti d'Italia, ma anche qui da noi, in particolari località, lo straniero acquista un immobile già esistente, poi lo ristruttura in modo importante, certo, decisamente importante, ma è un esistente anche datato di un certo tipo, perché è quella l'attrattiva. No? Sì, sicuramente l'immobile esistente con una velleità perlomeno storica è quello che può piacere molto nel nostro paese, però c'è da dire che il nostro paese piace proprio, e qui mi collego a quello che diceva il dottore, anche proprio dal punto di vista della realtà, diciamo, geografica, e quindi una valorizzazione dal punto di vista delle città, anche delle prime periferie delle città, porterebbe un altro tipo di acquirente, che comunque è presente, che non vuole per forza il centro storico, ma cerca determinate caratteristiche. Ricordiamoci che il Veneto è la terza regione più apprezzata all'estero dal punto di vista immobiliare. Ah, hai capito, questo è interessante. Quindi da fare ce ne sarebbe molto. Assolutamente sì. Dottor Zara, quindi... Parliamo di credito così ci... Sì, esatto, ci incanaliamo. Allora, per quanto riguarda un po' il denaro che gira, ecco. E nei mercati finanziari si dice investite dove c'è denaro, dove si stampa denaro. Questa sembra essere la volta dell'Europa, no? BCE ha iniziato a marzo il piano famoso di quantitative easing, cioè prendo i titoli dalle banche, do liquidità alle banche in modo che le banche possano distribuirla agli imprenditori, alle imprese. E anche inserito i tassi a zero sono una spinta in questo senso, il denaro nei depositi non rende, anzi ci sono ormai 3 paesi in cui gli investimenti a 5-7 anni hanno rendimenti negativi. Questa è una spinta alle banche per dire, beh, non tenetelo, dallo fuori. Sostanzialmente la perdita certa dovrebbe scambiarsi con l'opportunità di fare credito. Quindi diamo possibilità alle banche, o comunque spingiamo le banche a dare questo denaro e inserirlo nel ciclo produttivo. Si innesca un altro ragionamento, la BCE, l'Unione Europea non si fa mai mancare nulla, quindi un'accelerazione della crisi greca proprio in questi giorni, una crisi greca che non dice niente di nuovo rispetto a quello che si diceva prima. Per dare un'idea, le sofferenze dell'intero sistema sono quanto il debito greco, 185 miliardi sono le sofferenze del sistema del credito, che è un 10% di quelli che sono gli impieghi. Le banche prestano per 1.830 miliardi e hanno sofferenze per un 10%. Siamo al massimo storico delle sofferenze. E anche un altro aspetto, le banche raccolgono, i depositi bancari sono anch'essi al minimo per 1.700 miliardi, quindi
raccolgono 1.700 miliardi, ne danno fuori 1.800, di questi 1.800 miliardi un 10% sono sofferenze. Il problema delle sofferenze incoccia negli ultimi mesi con un problema territoriale del credito. Le nostre due realtà, tra virgolette, più connotate territorialmente hanno dei grossi problemi gestionali. Sono dei nodi che sono arrivati al pettine Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Negli ultimi 2 anni hanno dichiarato perdite, Popolare di Vicenza per 900 milioni lo scorso anno e 400 l'anno precedente, Veneto Banca per 700 milioni quest'anno e circa 100 milioni l'anno precedente. Deprezzamento delle azioni, l'azionariato delle banche popolari è un azionariato diffuso, vediamo poi come questo c'entra col sistema non tanto immobiliare ma del consumo in genere. 117.000 sono i soci di Popolare di Vicenza, 75.000 sono i soci di Veneto Banca, quindi parliamo di 200.000 famiglie. C'era un bello studio di Popolare di Vicenza che è noto fino al 2011, poi non sono riuscito a trovarlo più in rete, che dà anche una segmentazione di quella che è la sua realtà dei soci, quindi la fascia più interessante per i consumi anche. Quindi 200.000 famiglie che hanno visto deprezzato il proprio risparmio di un 23%. Diciamo che anche qui siamo solo agli inizi. Piccolo dato finanziario: se oggi prendiamo le quotazioni deprezzate di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, da 62 a 48 una, da 39 a 30 l'altra, queste sono ancora, cioè il loro prezzo è ancora doppio rispetto al rapporto prezzo-valore di libro delle altre banche popolari. Cioè, se questo rapporto venisse rispettato come è rispettato per le altre banche popolari, il prezzo dovrebbe dimezzarsi ancora. Quindi attenzione che il bello deve ancora cominciare. Quindi file degli studi legali per poter risolvere legalmente una situazione che non è risolvibile, ma anche il sistema del credito locale, che è sempre stata una cosa tipica nostra. Noi abbiamo un ricorso alle banche per fare impresa che è più elevato che in tutti gli altri paesi europei. Cioè, fatto 100 euro il bisogno di un'impresa, 60 noi le chiediamo alle banche, contro 40 che è la media europea, okay? E contro 23 che è la media americana, ad esempio. Questo la dice lunga, no? Sul fatto che noi facciamo impresa ricorrendo al credito, più che non ad altri. No, io le trovo un attimo, questa è una cosa interessante. Io vorrei far riflettere su questo aspetto qui e magari dare delle risposte. Andiamo in pubblicità. E allora, si ricorre tanto alle banche, è un dato di fatto, però le banche per cosa esistono? Al di là, io gliela giro, sì. Quindi adesso mi risponderà a questa domanda. Rifletteteci anche voi, andiamo in pubblicità rapidissime e poi torniamo, così facciamo il giro di tutti gli altri ospiti.